invernale promossa dal Comune di Villorba in collaborazione con Radio Veneto 1. Questa sera abbiamo un magnifico duo, per certi versi molto strano, sax e pianoforte. Ma prima di presentare le artiste, io direi sarebbe il caso di dare la parola all'assessore alla cultura del Comune di Villorba, la dottoressa Eleonora Rosso, per i saluti di circostanza. Buonasera a tutti e benvenuti all'Auditorium Galleria Mario del Monaco. E grazie per essere venuti qui, come si suol dire, pochi ma buoni. È una serata difficile, piena di cene aziendali, eventi, eccetera, però noi ci divertiremo ugualmente. Io vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Concerti d'inverno, questo è il secondo anno della rassegna che continuerà perché il Comune di Villorba vuole promuovere la cultura, ma la cultura di qualità, e lo può fare grazie alla collaborazione con Radio Veneto 1. Perciò ringrazio Roberto per aver accettato questa sfida anche quest'anno. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi, come ha già anticipato Roberto, un duo tutto al femminile, Federica Dotto ed Emma Pigato, che invitiamo a raggiungerci qui. Buonasera. Volete dire qualcosa, un saluto? Sì, certo. Siamo molto felici di essere qua con voi e condividere la musica che amiamo tantissimo per saxofono e pianoforte. Vi auguriamo un buon ascolto con il nostro viaggio musicale attraverso molti paesi che scopriremo insieme tra poco. Grazie. Bene, adesso passo la parola a Roberto Nizzo. Giusto per dire due parole di queste due carinissime ragazze, il duo Nuevo Dialogo è nato dalla volontà e dalla passione delle stesse componenti, principalmente verso la musica classica. La sua formazione risale al giugno del 2007, suonano da una decina d'anni insieme e vanta numerose apparizioni in Italia e all'estero, maestre nell'ambito del primo Festival internazionale dell'Associazione Vinociani, Ozzano, Verona, Padova, Vicenza, Sacile, Asturie della Spagna, Brighton e Londra, in Gran Bretagna. Collaborano inoltre con teatri ed associazioni culturali nella realizzazione di spettacoli che uniscono danza, poesia e musica. Propongono un programma vario che spazia dalla musica classica alla contemporanea, toccando stili diversi come il jazz, la musica popolare, da film e il tango. Risultano vincitrici del concorso nazionale di musica Città Piove di Sacco nel 2013 e si sono classificate al terzo posto al concorso internazionale di Alessandria Carlo Mosso per la categoria di musica da camera dell'anno 2009. Nella primavera del 2015 sono state segnalate dal sito adolesax.com, sito ufficiale del Congresso Mondiale del Sassofono, con il video Gate di Graham Fitking per pianoforte e sax soprano, interpretato appunto dal duo. Inizia il nostro spettacolo. Buon ascolto. Nel giorno della sua nascita ero in montagna. Quando aveva 6 mesi ero in prigione. Quando tornai a casa mi aveva dimenticato. E quando ebbe 3 anni ci incontrammo tra le baionette. Lei offrì a me e a un poliziotto dei biscotti. Quando aveva 6 anni, alla nostra porta bussarono ordini di guerra. Per un anno mi fecero girare tra Ankara, Istanbul e Diyarbakir. Quando venne a trovarmi in carcere, si arrabbiò con me, ma perché non tornavo a casa. E quando aveva 7 anni,
dovetti uscire dalla sua vita e lasciare la mia terra. Ora ha 8 anni. Non conosce la ragione per cui l'ho lasciata, conosce la sofferenza e tutto quel che è avvenuto. Per lei ha il suono di un giocattolo infranto.
Grazie. Buonasera di nuovo. Abbiamo aperto il nostro concerto con Helin, un autore italiano. Quindi il primo paese che vi proponiamo per il nostro viaggio musicale è proprio il nostro, l'Italia. Helin è una composizione di Daniele Salvatore, che è appunto un compositore, un flautista italiano. Si è ispirato a questa bellissima poesia di Kemal Burkey, un intellettuale turco nato nel 1935. Proseguiamo con un brano molto famoso che non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, però, visto che l'ho scritta, vorrei raccontarvela. Gabriel Sobue è tratto dal film The Mission, colonna sonora di Ennio Morricone. Perché questo titolo? In realtà il protagonista del film, appunto padre Gabriel, questo missionario gesuita, con il suo oboe, da qui il titolo Gabriel Sobue, vuole cercare di farsi amici i selvaggi, le tribù dei selvaggi indios. A voi Gabriel Sobue, buon ascolto.
Bene, proseguiamo il nostro viaggio. Emma mi ha convinta a parlare. A me piace di più suonare, però ci siamo suddivise un po' i paesi di questo racconto in musica. E abbiamo iniziato con l'Italia, giustamente, noi appunto siamo in Italia, e proseguiamo con la Francia. E i prossimi 3 pezzi sono un'aria di Bozzà, un andante allegro di Chaillet e la Pavane di Fauré, che forse è il pezzo un po' più noto, l'avrete sicuramente sentito con l'orchestra. E abbiamo raggruppato questi pezzi vicini perché avrete modo di notare le melodie, le sonorità francesi che differiscono sicuramente da quelle italiane e dalle successive che vi proporremo poi americane degli altri paesi. Quindi si tratta di melodie molto, lo sentirete, suonano subito molto familiari e qualche nozione sui compositori. Entrambi hanno una scrittura tonale, hanno un gusto particolare per la melodia, lo sentirete. Mentre Fauré è un compositore, organista francese e niente, è conosciuto per aver utilizzato delle armonie molto, molto orecchiabili, molto, molto piacevoli all'ascolto. Buon ascolto.
Emma, ti do la parola, così puoi spiegare i prossimi pezzi. Grazie. Allora, sì, ce l'ho. Come vedete, ogni tanto mi nascondo dietro il pianoforte, ma in realtà è per cambiare tipo di sassofono. Questo è un sassofono soprano, attraverso il quale interpreteremo noi del Duo Nuevo Dialogo una composizione di Pedro Iturralde, un compositore spagnolo, però in realtà ha scritto una suite ellenica. Quindi il nostro viaggio procede verso la Grecia. Pedro Iturralde è stato un sassofonista spagnolo, compositore e docente al Reale Conservatorio Superiore di Musica di Madrid. Una persona importante per il mio strumento, perché ha scritto tra il repertorio più conosciuto e più suonato. Addirittura il brano che tra poco suoneremo per voi è stato revisionato in altre versioni per quartetto di sax e anche in versioni orchestrali. La suite ellenica propone alcune danze stilizzate tipiche della Grecia, mischiate addirittura al jazz, genere caro a Pedro Iturralde. È in 4 movimenti. Buon ascolto.
Ellenica è un pezzo che ci sta particolarmente caro perché è stato uno dei nostri primi brani e l'abbiamo studiato perché era di un compositore appunto spagnolo, Pedro Iturralde, e dovevamo fare una piccola tournée in Spagna e quindi abbiamo scelto alcuni pezzi di compositori spagnoli. Il caso ha voluto che l'anno successivo abbiamo suonato per una coppia greca, per cui abbiamo riproposto questa suite ellenica ed è diventata un po' parte, diciamo, del nostro duo. E quindi è una musica che ci sta particolarmente a cuore. E proseguiamo il nostro percorso con gli Stati Uniti. Abbiamo una sonata di Caravan, una sonata poco conosciuta, però è repertorio originale per pianoforte e sassofono, in 4 movimenti. Sentirete che si alternano appunto i movimenti della sonata, quindi ci sono 2 parti molto lente, molto meditative e 2 parti allegre, vivaci, con un tema brillante. E seguirà poi il tema famosissimo di Tonight dal musical West Side Story di Leonard Bernstein, che è molto noto, e poi vi saluteremo con l'ultima parte del concerto. Buon ascolto.
Spero che il nostro viaggio musicale vi sia piaciuto e adesso però siamo arrivati quasi alla fine di questo concerto e quindi del nostro piccolo viaggio. E vi presentiamo 3 composizioni di Astor Piazzolla. Chi non lo conosce Astor Piazzolla? Quando si dice Piazzolla già si pensa al tango. In realtà Piazzolla inventò una nuova tipologia di tango. Dovete sapere come curiosità che quando era vivo e componeva non era molto subito, non è stato molto apprezzato dai suoi compaesani, perché il tango era il ballo, la musica di tradizione e non si poteva assolutamente toccare. Piazzolla l'ha fatto e ci ha regalato moltissime composizioni meravigliose di tango e addirittura si studiano anche nei corsi accademici e all'interno del conservatorio. Buon ascolto con questi 3 brani che abbiamo scelto per voi di Astor Piazzolla, ovvero Adios Nonino, Vuelvo al Sur e il famosissimo Libertango. Buon ascolto e grazie.
Grazie, grazie. Forse volete un bis? Forse. Allora, un piccolo bis, perché noi siamo arrivati in Argentina, però dobbiamo tornare a casa in Italia, giustamente. Quindi per voi un piccolo brano arrangiato da noi di Remo Vinciguerra. Porta d'Oriente, però in Italia. È sempre italiano. Il nome della composizione non c'entra con... Utilizziamo una scala orientale. Pentatonica. Come dice il titolo. Sì, è un pezzo composto da un compositore italiano, però quando si vuole suonare qualcosa, diciamo, di orientale, un po' cinese, basta usare i tasti neri del pianoforte. E si costruisce la cosiddetta scala pentatonica, ovvero una scala di 5 suoni. Quindi è particolarmente orecchiabile, richiama un po' l'Oriente, ma il compositore è italiano. Grazie e buon ascolto con il nostro ultimo brano. Grazie.
Pensare che non era previsto in programma, poi abbiamo dovuto sostituirne un altro che non andava bene e abbiamo messo Gabriel Sommer. Direi che queste brave ragazze meritano davvero un altro applauso e di venire tra di noi. Emma Nicole Pigato e Federica Dotto. L'ultimo saluto al nostro assessore alla cultura. Sì, io ve l'avevo detto prima, avevo precisato che il Comune di Villorba promuove la cultura di qualità e anche questa sera abbiamo avuto la prova, quindi grazie a Federica ed Emma, veramente bravissime, grazie ancora. Gli appuntamenti musicali di Villorba continuano, nel retro del programma trovate i prossimi appuntamenti. Giovedì prossimo, il 29 di dicembre, il grande concerto di fine anno presso il Palateatro di Fontane di Via Cave, che vedrà protagonisti i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. È un appuntamento immancabile, veramente. A gennaio poi proseguiremo il 13 e il 20, sempre con i concerti d'inverno. Se siete
pratici dei social, seguendo su Facebook il Comune di Villorba avete tutti gli appuntamenti perché è sempre aggiornato, mentre se siete un po' retro come me, che ho solo l'email, vi potete iscrivere sul sito del Comune di Villorba alla newsletter e ogni lunedì vi arrivano tutti gli appuntamenti, anche culturali, perciò insomma è una maniera molto veloce per venire a sapere di queste cose che insomma voglio dire servono per mantenere alto il livello culturale del nostro paese. Io ringrazio Roberto Izzo per la sua collaborazione, Radio Veneto 1, e vi auguro a nome del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, consigliere Riccardo Gagno qui presente, delle felici e serene feste. Grazie.